ya arrivas. Ciao Iuri, Ehi là! guarda che non mi sono svegliato ti. No, dita che non te mai, che ti so pagato, capito? Che te stai a casa, te stai buon? Mario, casa lì è un bel tocco che sono casa. Buon. A ultima roba che ho fatto da Dio ho messo su, sai, gli attrezzi che mi ha dato là e chiusure. I pomoeti. Io ho messi su tutto qua e ho fatto le domaniche e dopo sono stato a casa. Beh sì. Non ti puoi più lavorare, anzi bisogna che sono perché stasera devo andare un altro alla fabbrica come che bisogna andare a controllare acqua, luce, qualcosa se l'è una rottura dei coglioni. Sì. Pensi a una robetta così, ma cazzo è proprio una guerra. È Sì, una guerra. peggiorava. È una roba forse secondo il mio punto di vista, dopo può essere anche che parli anche per niente, ma ti fa un filo sotto gamba. Se non si sapeva. Bisogna sempre che te stai accorto con la stiani qua, che ne tutti i colori. Comunque no, sta tranquillo che appena che torna i lavori va fatti, non è che... ho pensato che era davanti là del frigo, misteri largo, l'ho strengiù, ho sistemato, ho fatto la cassettiera, ho strengiuta. Sì, ma te avevi mandato il messaggio per fare a battua, no? Per altro, so che sei tutti a casa. No, che discorsi, se fosse stata una battuta da offesa non ti avrei neanche risposto. ma sigo io a scherzare. Perché io non mi sono neanche mai pensato di chiamarti, ma tanto capirà perché non ti per forza. Non ti puoi neanche in giro. Ti pensa che noi qua 27.000 abitanti, no? Abbiamo un supermercato solo. E il sindaco ha detto che non si può andare fuori, qua e là, ma la gente ha fatto mandare un casino di putiferio, insomma lui il sindaco ha telefonato, perfetto, non so che cazzo che sia, da Venezia, tagli che gli sa liberatorio di andare o al Lidl o al Mega, sì, manco sì. 4 supermercati, capito? Perché ho visto, sì, lei qualcuno se ne approfitta. Capisci tu cazzo? Mi fai un'andata a fare la spesa, porca puttana, ho speso 80 euro, ma il mio casa con niente. Lo so, sì. Anche perché i prezzi non è che gli aumentai allora, paga compagno, tu capisci? Esatto, ma allora 2 centesimi qua, 10 reali. Sì. E tirano tante cose, ma alla fine dopo quando tiri le somme, niente dai, io li porto a pazienza con tutto da fare. Ah sì, ormai no. No, anche noi se ti fai in giro qui lavori, mi tocca sospendere là tutti i balconi che vai a fare, tutto quanto. Guarda che ho fatto anche domani. Perfetto. Come maniglie del porte? Sì, a rivestimento. Ho capito, il coso là, sì. È legno. Una suoriera, no? Va bene, mi è passata fuori a doghi, non ho fatto. Va buono, dai. Ma secondo me se vede a fine stagione, perché se continua così, non credo mia, sa tu. Quante foto rovinate solo per seguire gli altri, perché vedi anche là c'è una moda, no, della sovraesposizione, c'è delle immagini ultra chiare, no, con questi colori accesi e tutti questi bianchi, e in realtà vedo che poi ti rovinano completamente la realtà e tante foto, perché devi imparare a giocare con le ombre, ossia con la realtà delle cose. Ma vabbè, non è questo che volevo dire, ma buongiorno Italia. Zingaro del tesoro dell'Ungheria. Dai, oggi devo farti vedere dei giocattolini che mi sono preso. Beh, non sono proprio giocattolini, sono diciamo cose per la casa, cose utili per la casa. Adesso vediamo subito. Allora sì, pacchettino da Amazon. Magari qualcuno nuovo del canale mi potrà dire: ma dove ti fai arrivare la roba di Amazon? Allora ti dico, io qua a 100-150 metri ho un Amazon Locker in un tabacchino, quindi là puoi fare arrivare la roba. Però col discorso che adesso che c'è l'emergenza coronavirus sono parcheggiato davanti a casa di Alessia, quindi faccio arrivare a casa di Alessia. Diversamente quando sono in giro, se può essere che passo per casa di mia nonna, che è in un punto diciamo abbastanza in mezzo alle balle, no? Perché nel paesino dove abitavo è proprio in mezzo a tutti i raccordi con Caorle, Jesolo e tutti gli altri paesi, quindi devi passarsi proprio per forza, quindi facevo arrivare da mia nonna. In questo caso no, da Alessia. Bando alle ciance, è da tanto che lo volevo, costa pure una monata. Questo qui è un film
filtro è della Bosch, ok? Ne ho presi 2, il secondo però deve ancora arrivare. Qua non capisco Amazon, cioè con sta emergenza coronavirus che c'è, io faccio di tutto per uniformare gli ordini, ok? Quindi tipo se devo prendere una cosa, anche se è spedizione gratuita, non la compro, aspetto di sommare altre cosine e poi faccio la spedizione unica. Loro hanno sta fissa, o probabilmente ce l'abbiamo noi che gliel'abbiamo trasmessa a loro, di avere una fretta a consegnare, ma secondo me cazzo no, cioè non stai consegnando generi alimentari, quindi no, cioè quando rientri in una settimana, 10 giorni va più che bene, cioè non serve arrivare il giorno dopo, 2 giorni dopo, cioè secondo me no, cioè stressi un casino i corrieri, crei un casino di traffico e no, complichi la situazione per il caso, insomma. Quindi Italia, smettiamo un attimo di concentrarci su sto discorso del tempo e facciamo respirare la gente, insomma. Cioè anche chi gestisce gli ordini capirà che io vivevo benissimo senza sta roba e quell'altra che è arrivata. Vabbè, comunque quell'altra spedizione che arriverà è sempre un filtro. Però qual è la differenza? Questo, come puoi vedere, è quello da rubinetto, perché qua hai la parte con la ghiera da avvitare al rubinetto e da st'altra parte c'hai il famoso aggancio rapido per attaccargli la gomma, tipo quella estensibile che ho io, no? Tu avrai visto tutti i miei giocattoli acquatici, nel senso tutti gli adattatori delle gomme, e ovviamente saprai che non tutti i rubinetti sono uguali, certi hanno la vita più grossa, eccetera eccetera, altri addirittura non hanno proprio la vite, quindi ho tutti i vari sistemi per attaccare comunque la gomma, ma non potrei usare il giocattolino qua. Quindi in arrivo c'è l'altro giocattolino che in teoria, se non ho sbagliato a ordinarlo, dovrebbe avere questo aggancio rapido sia di qua che di qua, quindi lo attaccherò in qualche modo insomma alla gomma, oppure quando unisco le mie gomme, perché sai che io ne ho 3, una molto corta che è quella che uso di più, una lunga mi pare da 15 metri e quella nuova con gli attacchi belli in ottone lì da 30 passametri, insomma, ecco, quindi me le gioco sempre. Andiamo con l'altro giochino, tac. L'altro giochino, eccolo qua. Allora, è un soffione della doccia, esteticamente magari poteva essere più carino quello che avevo io, no? Però cosa di particolare questo? Oltre a sti pallini qua che servono a filtrare, pulire e purificare l'acqua, perché poi all'interno c'è anche il filtro oltre che i pallini depurativi. Ah sì, guarda che carini, hanno messo anche quelli di ricambio. Poi su Amazon ovviamente se tu vuoi i pallini ne trovi da acquistare. Senti che termine scientifico, pallini. Ma no, non è per quello che l'ho scelto, è perché è fatto bene, le recensioni ne parlavano benissimo. Guarda, hai la testa snodabile, vedi? Cioè che la puoi tac 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 muovere a piacimento. Poi hai vari tipi di spruzzo dell'acqua, ok? Ma non è ancora questa la cosa importante. Sì ragazzo, il pulsantino di stop. Per quanto adesso abbia la doccia separata, uso farmi la doccia come a casa, cioè il soffione è lì che va e io mi coso, però fidati che questo, se devi tipo sciacquarti o lavare la doccia, ti fa risparmiare un disastro di acqua. In più, oltre a risparmiare acqua, ti consente di tenere memorizzato tramite il, come si dice? Sto qua, dai, sto robo qua, della doccia, sia la temperatura che tu avevi scelto che il livello di pressione, in quanto sto pulsantino altro non fa che stoppare completamente l'acqua e poi riclicchi di qua dall'altra parte e la riabiliti. I materiali mi sembrano molto buoni, per carità, sì, può piacere o non piacere, sinceramente magari poteva essere un po' più, a me non piace tanto il cromato, mi piace più il satinato, però vabbè, chi se ne frega, è molto bello. L'attacco è quello universale, o almeno dovrebbe essere. Andiamo subito a vedere in doccia se funziona. Sì, ad occhio sì, togliamo il vecchio. Sì, lo vedi che è lo stesso diametro. E gli mettiamo, eccolo là, sì, è il suo. È il suo. Tac, tac, tac. E lo proviamo. Stop, guarda che figo. Tac, stop. E dopo cosa c'hai? Così. Com'è? Clic. Tac e tac. Ah, così è più, vedi, spruzza più forte. No, mi piace la doccellina così. E tac, lo blocchi. No, bellissimo. Guarda. Tac, tac. Fantastico, cazzo, fantastico, veramente, figata. Sì, dai, è carino, bello. Non guardare il mio fendinebbia dietro e il mio soffitto color osceno. un giorno faremo tutto, dai, con calma, tanta calma, se no vengono fuori pottazzate. Oddio, questo lo tengo di scorta. Beh, ovviamente non lo butto via, lo tengo di scorta. Però Italia, vedi, urco, quanti cacchio di filtrini c'erano qua dentro. C'aveva anche questo suo tubo qua, ma a me sinceramente non piace, preferisco il mio.
mio. Sì, mi tengo il mio. C'è questo nastro, chissà che cacchio serve, e tutte ste guarnizioni. Voi che gli mettiamo quasi quasi, guarda questa qui che ha la retina. Sì, adesso vado di là e gliela metto. Calma, sta buono, pian. Non ho spento. Ah no, non avevo spento. Ecco perché avevo lasciato ancora in pressione l'acqua. Qua c'è già una guarnizione, ma e metterne due, lasciarle tutte e due, aspetta. Eccola, vedi? Ha la retina questa. Sì, ma non c'entra neanche, è enorme, non è la sua. Cazzo me ne faccio? Peccato? No, non capisco, forse per... Ah, ok, da attaccare nei tubi lì, ma... No, è bello duro, lasciamolo là. Ricolleghiamo qua e via, va benissimo così. No, vedi, è più bello sto tubo qua cromato, ha più effetto serio che quello là suo, quindi tengo il mio. Ah no, vedi l'Italia, quel tappino là, quel filtrino va qua quando eventualmente gli cambi i pallini o se lo perdi, se dovesse servire. Quindi pallini, guarnizioni e sto nastro a me sconosciuto. Esatto, qua dovrei avere ancora cassettini liberi, esatto, eccoli qua, tac e tac, perfetto, che roba. Eccolo là, perfetto. Ovviamente non potrò dirti adesso che siamo in emergenza coronavirus come va, come non va, eccetera eccetera, ma anzi no, in ogni caso, perché ci vogliono più carichi per vedere dopo quanta sporcizia rimane dentro, hai capito? Quindi no, col tempo più avanti ovviamente, anche perché poi arriverà anche il secondo filtro e quindi vedremo sta robetta qua. Poi appena, so che magari può non interessare, appena ho finito il serbatoio, quello sotto la dinette, e la vedo con molta calma, con degli stracci, delle spugne, qualcosa, proprio di pulirlo veramente a nuovo, cioè proprio togliere completamente tutta l'acqua, pulirlo veramente a nuovo. E dopodiché non so cosa metterci, adesso sento un po' in giro perché a mucchina non se ne trova. Su internet costa il quadruplo, ok, ma non è un modo di dire, costa proprio il quadruplo, perché prima era 5,90 quella da mezzo litro e adesso quella 250 ml supera le 10 euro, hai capito? Quindi anzi era 12 e qualcosa, e non faccio nomi perché è un noto rivenditore di cose per camper, che poi anche là non so neanche se è giusto o non è giusto, cioè della serie loro ci provano, no? Come non so, vendere una Coca-Cola che prima costava 1 euro, la vendi a 4,50 euro, non è un bene necessario, indispensabile, e soprattutto magari la puoi trovare anche da altre parti, no? Quindi chi la compra è una scelta sua, insomma, quella di essere mona, no? Anche se comunque ci si dovrebbe vergognare, insomma, perché ho visto comunque un generale aumento di tante cose, e visto che le produzioni sono sempre quelle, cioè non è che aumentano i costi, hai capito? Quindi anche quelli che comprano la mucchina non è che prima la pagavano 2 euro e adesso la pagano 8 euro, hai capito? Quindi vedi, ho risolto il problema di far sgambare il CP, poveretto. Eh sì, a volte le robe più semplici. Eccolo.